6:40 da giocare nel primo quarto. Davis prende lo spazio per la tripla e la mette dalla punta. Risponde con la stessa moneta Corey Davis a Jason Burnell, parità a quota 5. È lucido però Frank Bartley a recuperare il possesso del pallone e a gestirlo per Davis. Liberato Packer che prova a farsi perdonare con la tripla che va. Ora è Ruzier a prendersi cura del play dell'Epicasa che interrompe il palleggio, non ha compagni, prova a forzare l'allontanamento ed è un grandissimo canestro, quello di Bruno Mascolo. Nome di battesimo che è un chiaro riferimento, evitiamo di specificare verso chi, penso l'abbiate intuito. Intanto bellissimo il lavoro, bellissimo il movimento di un ispiratissimo Jason Burnell. Ancora Burnell, Risma, vediamo se si completa il gioco a due. Burnell che finta la tripla, va dentro Jason Burnell, punti e attualmente ancora top scorer della partita, incalzato proprio dagli 8 di Nick Perkins, seguito come un'ombra da Davis. 24 secondi alla seconda sirena. Mascolo va dentro per Perkins che riesce a trovare il contatto di Lever che dice no. Nick Perkins, qui Mascolo che quasi la perde, vediamo le braccia che semina Mascolo, ancora un errore da sotto. Spencer, nuovo rimbalzo offensivo. Corey Davis manda al bar Marquis Reed e trova 3 punti importantissimi con una gran giocata. Gli ultimi 10 minuti di gioco. In chiave salvezza e interrompendo la striscia di una squadra fin qui imbattuta in Lega Serie A, mentre vanno dentro con una grande giocata. Partita che ha vissuto sempre di scarti piuttosto risicati, sempre molto equilibrata. Burnell ora movimento per aprire i chilometri a Risma. Ruzier, Packer, possesso importante, lo perde banalmente. Jason Burnell continua la sua serata supersonica. Due protagonisti assoluti. Questa inchiodata bimane di Bartley. Ruzier dentro per Skylar Spencer, giocata spettacolare sull'asse Ruzier-Spencer. 13° punto per un giocatore che sta crescendo in modo esponenziale, autore di una grande prestazione anche contro Venezia. Qui Brindisi recupera un altro pallone, contropiede vincente. 0.7, direi che si finirà con la palla in mano senza provare un tiro alla disperata, con 0.7 da giocare. E così è Marquis Reed che abbozza anche una finta con AJ Packer pronto a calare la mannaia.